Casanova, opera pop, tratto dal romanzo di Matteo Strucul, Casanova, la sonata dei cuori infranti. Venezia, 1755. Giacomo Casanova è appena tornato da un lungo esilio, ma ancora non sa quale destino lo attende. Avventure, intrighi, seduzione e amore. Questa affascinante storia è raccontata in esclusiva per Intesa San Paolo On Air da Red Canzian. E arriviamo così al castello di Bolzano, dove la contessa Margaret von Steinberg è ritornata, convinta di aver risolto tutti i suoi problemi veneziani. Ed è lì, nella grande stube, che si guarda allo specchio, parlando da sola, una sorta di Grimilde, che si compiace dicendo: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Lei si compiace per aver portato a termine la sua missione in nome dell'Austria, ed è proprio nello specchio dove si sta guardando che di colpo vede riflessa l'immagine di Casanova che appare alle sue spalle. Casanova l'ha raggiunta cavalcando per tutta la notte da Mestre fino a Bolzano. E l'ha raggiunta nel suo castello per riportarla a Venezia, per farle pagare le sofferenze che, per causa sua, ha dovuto sopportare e che sempre lei stava per causare a tutta la Serenissima. È molto arrabbiato e si rivolge a lei: mia cara ingannatrice. Mia cara ingannatrice, voi mi avete raggirato, ma l'intrigo l'ho già smascherato. Quell'intima lusinga con la quale... La contessa rimane abbastanza sconvolta, è consapevole ormai di essere stata scoperta e tenta un'ultima carta e prova addirittura a negare le evidenze, dicendo a Casanova: che state mai dicendo, mio diletto avventuriero? Tutto quello che dissi era vero. Che state mai dicendo, mio diletto avventuriero? Tutto quello che dissi era vero. Non c'entro, ve lo giuro, con l'ignobile sventura. Questa volta però Giacomo non ci casca, non cede alle sue moine e il loro dialogo cambia improvvisamente registro. Casanova gli dice: vi calpesterò come una serpe, e allora la contessa si mostra finalmente per quello che è e lo denigra dicendogli: osate minacciarmi, voi non siete che un perdente. Osate minacciarmi, voi non siete che un perdente, un ingenuo guerriero del niente. Io sono una contessa e voi parlate di giustizia, siete nulla. Io sono Venezia. E con questo "io sono Venezia" Casanova è fiero di sé e glielo urla in volto e sta per estrarre la pistola, perché non vuole portarla a Venezia, la vuole uccidere, le ha fatto troppo male. Ma la contessa ha un altro stratagemma. Improvvisamente all'interno della stube entrano 6 ancelle della contessa, tutte vestite e imparruccate identicamente a lei, e Giacomo si confonde. La stanza è illuminata solo con le candele e quindi non sa più riconoscere chi è la contessa, non sa più a chi sparare. E così la contessa riesce a scappare attraverso un passaggio segreto. No, 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 no. Maledetta, è riuscita a scappare! Abbattuto per la fuga della contessa, disperato per non essere riuscito a catturarla, Giacomo esce dal castello, dove viene raggiunto poco dopo da un ansimante frate Balbi, che si lamenta del fatto che da quelle parti non c'è una strada in piano e quindi ha fatto molta fatica per raggiungere il castello. Ma lo informa anche che a Venezia tutto è cambiato. Il doge è guarito, l'inquisitore è stato scoperto e arrestato, e tutta la città sta aspettando il ritorno di Giacomo Casanova. E anche Francesca lo sta aspettando. È arrivato veramente il momento di tornare a Venezia, e in questo momento entrambi si dichiarano la loro profonda amicizia. Passano gli amori e le lacrime, vanno via i sogni e le nuvole, ma l'amicizia sta
sta su nell'immensità e non se ne va mai più, mai più, mai più. Chissà come Venezia accoglierà Giacomo al suo ritorno, ma questo lo scopriremo nella prossima puntata.